Novità sul fronte giudiziario per il drammatico incidente che ha coinvolto Alex Zanardi. Il GIP di Siena infatti ha disposto l'archiviazione delle indagini per l'incidente nel quale il 19 giugno 2020 Zanardi è rimasto gravemente ferito. La notizia è riportata oggi dalla Nazione. Unico indagato nell'inchiesta era il conducente del camion contro cui andò a urtare l'ex campione di Formula 1. La decisione del GIP arriva dopo 2 mesi dall'udienza che si era svolta il 26 maggio. La Procura di Siena, sulla base anche di una consulenza tecnica, aveva chiesto al GIP l'archiviazione non avendo ravvisato alcun nesso tra la condotta tenuta dall'autista alla guida dell'autoarticolato e l'incidente stradale. All'archiviazione si era invece opposta la famiglia dell'ex pilota, che al GIP aveva chiesto ulteriori accertamenti, sostenendo che il parziale superamento della linea di mezzeria da parte dell'autoarticolato avrebbe determinato la manovra di sterzo a destra di Zanardi, dalla quale sarebbe poi conseguita la perdita di controllo. In 16 pagine il GIP Ilaria Cornetti invece ha poi accolto la richiesta della Procura.